Perché questa prima edizione del Premio Ciavai per quest'anno è dedicata al tema dell'illustrazione? Allora, dopo 36 anni di Premio Ciavai di poesia dialettale, visto che c'era sempre questi poeti diminuivano e soprattutto era un mondo di persone anziane, con tutto il rispetto perché sono anziano anch'io, abbiamo pensato che dovevamo fare una novità che abbracciasse soprattutto i giovani. E allora, visto che a Chiavari esistono due eccellenze importanti, la scuola chiavarese del fumetto e il liceo Luzzati, di fare il tema come prima edizione sulla illustrazioni. Ci sono due sezioni, che cosa dovranno fare? Quest'anno faremo una sezione per il logo che deve essere legato alla simbologia di Chiavari, i portici, il castello e quant'altro, e poi faremo la prima edizione, il concorso vero e proprio, che è legato quest'anno e sarà sempre legato a temi della Liguria. E sarà la pesca in Liguria, gozzi, pescherecci, attrezzature e quant'altro. Il nuovo tema del premio cerca quindi, oltre che di coinvolgere un maggior numero di giovani, di dare visibilità ad una delle realtà artistiche più solide di Chiavari, quella legata all'illustrazione e al fumetto. Ivo Milazzo, illustratore di fama nazionale e membro della commissione giudicante, sottolinea l'importanza dell'immagine come strumento comunicativo ed espressivo. Parlare di immagini oggi è importantissimo perché in qualche modo si è persa la cognizione dell'importanza stessa dell'immagine, anche le immagini stesse che in qualche modo la natura ci trasmette, noi non sappiamo decodificarla, e fare dei concorsi che in qualche modo diano nuovo vigore all'immagine, che una volta l'illustrazione era la fonte per dare visibilità a qualche cosa che non si conosceva, penso che sia un recupero di qualche cosa che si stava perdendo.